nasce l'idea di questo Natale de Navotta? Ma Natale de Navotta nasce con la nascita di una nuova associazione culturale che si chiama Il Piffero e che prende il nome da uno strumento che a Cicagna negli primi anni del Novecento, e non solo a Cicagna, era molto conosciuto, perché a Cicagna c'era un costruttore di questi strumenti che era molto bravo e che era riuscito a trovare una combinazione di misure e di proporzioni per cui riusciva a dare a questo strumento un suono e una melodiosità che difficilmente altri riuscivano. Infatti era conosciuto da tutti i pifferai delle province vicine, quelle che erano chiamate le 4 province confinanti, quindi Alessandria, Pavia, Piacenza e Genova, che allora rappresentavano diciamo, il territorio entro cui si svolgevano i maggiori traffici sia umani che commerciali, e quindi c'erano scambi diciamo, culturali, sociali ed economici. Questo costruttore di Cicagna, che si chiamava Nicolò Bacigalupo, cosiddetto Grigio, costruiva pifferi per tutti i pifferai del nord Italia, e non solo, direi, comunque per tutti i musicisti che suonavano questo strumento. Oggi a Cicagna si costruiscono ancora pifferi? Purtroppo no. Purtroppo no, anzi direi di più. Oggi a Cicagna purtroppo si è quasi persa la memoria di questo fatto. Per me è importante, perché fa parte comunque della nostra memoria. Il Comune ha fatto, c'è sul suo sito una pagina che parla del piffero, però a noi sembrava che ci volesse qualcosina di più che si interessasse poi di riscoprire la storia, riscoprire quello che ha rappresentato nel bene e nel male le tradizioni e la vita di queste popolazioni, tra le quali c'è anche il piffero. Cosa rappresentate in questa manifestazione qua a Cicagna? Allora, intanto vorrei dire che noi questo nome l'abbiamo scelto appunto per ridare un po' di lustro a questa cosa che era stata dimenticata. Noi vogliamo rappresentare, diciamo, riscoprire quelli che sono dei valori e delle tradizioni che facevano parte dei gesti, dei cibi, delle musiche, che facevano parte del Natale della nostra infanzia, che i bambini di adesso chiaramente non sperimentano più. Quindi i vecchi cibi tradizionali, il presepe tradizionale, il modo di fare l'albero di Natale in modo tradizionale, o comunque in quel modo che ci rappresentava in quel periodo. Quante persone siete riusciti a coinvolgere in questo Natale speciale? Siamo riusciti a coinvolgere per fortuna tantissime persone. Avete anche riaperto, per così dire, dei negozi che ormai non ci sono più, ma che in questa giornata speciale danno spazio a mercatini, ad oggetti di artigianato e anche a uno spaccato dell'attività della valle. Certo, noi abbiamo approfittato di questa giornata per riaprire questi fondi che ormai sono chiusi da parecchio tempo. Abbiamo, dove era possibile, cercato di ridare, di rimettere alcune attività che erano presenti, quindi il macellaio per esempio, che vedremo, che non è più lui perché purtroppo non c'è più, però abbiamo invitato un amico che ha accettato con piacere e l'abbiamo messo dove c'era l'antico macello di Cicagna, e così altri che siamo riusciti a... Purtroppo tanti mestieri non ci sono più, ma non ci sono più perché non ci sono più i vecchi, ma perché sono spariti come mestieri. Il piffero nasce con questa manifestazione, ma continuerà a suonare anche in futuro? Assolutamente sì, questa è la prima, spero di tante iniziative, non soltanto di questo genere. Noi avremo anche intenzione di affrontare temi anche più prettamente culturali. Noi abbiamo a Cicagna un campanile che è il campanile più vecchio, più antico
come minimo della Fontana Buona, un campanile del 1200, quindi abbiamo un borgo che ha la possibilità di essere studiato ancora in certe cose, per cui insomma, ci occuperemo di ridare un po' di visibilità al nostro territorio, alla sua storia, alla sua cultura e a tutto quello che lo riguarda. Oggi a Cicagna un omaggio al piffero, questo strumento che qua si produceva in antichità, oggi purtroppo non più, ma si vuole mantenere la tradizione. Lei suona abitualmente il piffero? Non abitualmente, ho preso un po' di lezioni perché volevo conoscere il repertorio. A me piace accompagnare, quindi io suono la musa e la piva, quindi musa in do e piva in sol, e accompagno i pifferai. Però vediamo diversi strumenti, diversi pifferi, che caratteristiche hanno? Allora, lui qui in Valle è un personaggio molto conosciuto, lui con l'aiuto di suoi amici ha trovato i pezzi antichi, gli strumenti più antichi venivano tutti dalla Fontana Buona, diciamo una storia abbastanza approfondita, abbastanza studiata. Qui c'era Ugrigiu, c'era Petrun, sono partiti anche a volte da esperimenti, ma sono arrivati poi ad avere dei modelli di strumenti affidabili, intonati, che ci sono arrivati fino ad oggi. Ecco, questo per esempio è un esempio, cioè, molto importante. Ed è un esempio Da che cosa dipende il suono? Dal tipo di legno, anche la sagoma del... Ci sono tante cose che influiscono sul suono del piffero, quindi il tipo di legno è senz'altro. Questi erano legni duri, forse questo non è neanche un legno europeo, forse questo è ebano. Però c'è il legno martello, il bosso, ne abbiamo altri tipi che hanno un timbro leggermente diverso. Sono strumenti che hanno molto volume perché sono stati pensati in epoca in cui non esisteva amplificazione, e quindi Pinfo e Musa, quando suonavano insieme, erano strumenti fragorosi per come siamo abituati oggi, ma non esisteva amplificazione, quindi ottenevano il risultato voluto. Con quale altro strumento va d'accordo il piffero, dovendo fare un brano musicale? Allora, è nato il duo Piffero e Musa, diciamo, ha delle parentele con questa coppiata delle parentele, per esempio con la bombarda e il biniou che si suonano in Bretagna, ma non è tanto lontano neanche dalla tradizione del sud Italia, dove la cornamusa o la zampogna accompagna il suono della ciaramella. Negli anni 30 arriva la fisarmonica e quindi la fisarmonica sempre di più ha soppiantato poi i suonatori di musa. Siamo pochissimi ormai ad avere ancora il coraggio di accompagnare in modo tradizionale, insomma. Intanto come nasce la passione per il piffero? Mi è nata grazie a mio papà, che non c'è più. Suo papà costruiva pifferi? No, mio papà ha lavorato da giovane in una famiglia che aveva questo strumento originale. E nelle feste, nei giorni di festa lo suonavano, e lui si è sempre ricordato di questo strumento, affinché mi ha dato la passione, come si può dire. E lei poi ne ha disegnato e realizzato anche alcuni? Sì, sul modello di questo ho fatto questi e altri. Come si fa a costruire un piffero? Da dove si parte? Si parte dal pezzo di legno, poi bisogna forarlo, bisogna costruire un alesatore conico che va da 16 mm a 6, è lungo 31 cm e 1 la canna del piffero, di questo, perché ho preso le misure di questo, e poi quando si fora, poi si buca e poi si tornisce fuori. La passione insomma è rimasta, lo suona anche? Qualche nota sì, non posso ritenermi un pifferaio, però per farli bisogna qualche nota farla.
Gente de sestri, stemma a sentì che anche mi go qualcosa da di. Se i vostri figli ve fan venire matti, per stare tranquilli, mandeli dai frati, mega mandò quando mi anco in figlio, e tu convento mi go lascio che. Mega mandò quando mi anco in figlio, e tu convento mi go lascio che. Se che una vita calena pasciun, in 30 geja la dia concessione. L'8 dicembre calè a se festa, a neghe fito se non fu a sa resta. L'8 dicembre calè a se festa, a neghe fito se non fu a sa resta. Anche a Natale non sono messe dite, per 30 geja de notte d'elite. Poi tutta gente a se mette a cantare, segno de stelle ti dedichi ma. Don Luciano, un grazie al Coro dei Frati. C'è stata questa iniziativa del Coro dei Frati che tradizionalmente per Natale fa il concerto, come è già capitato altre volte, ha voluto destinare alla Chiesa quanto ricavato in questa occasione. È stato anche un dono importante perché la parrocchia di Santa Maria di Nazareth si è impegnata per dei lavori necessari di ristrutturazione, di messa in sicurezza dei campanili, ma la parrocchia di Santa Maria di Nazareth attualmente ha difficoltà economiche e non riesce a far fronte a tutte le spese, pertanto è stato un dono particolarmente gradito questo piccolo aiuto, ma che comunque è un contributo che accanto ad altri ci permette di andare avanti nei lavori. Tra l'altro è stata anche l'occasione per illustrare un po' i punti dei lavori che abbiamo capito strada facendo si sono un po' complicati, ma avete discusso e avete anche risolto, direi sono addirittura d'arrivo, forse solo qualche mese un pochino più avanti. Nel linguaggio di Sesti Levante la chiesa di Santa Maria di Nazareth è definita la chiesa bianca, ma risulta dalle indagini che in realtà non è nata bianca, è nata colorata e pertanto si è posto il problema come farla bianca come i sestresi si aspettano o in qualche modo rispettare di più la sua storicità, allora marcare anche le diversità delle parti con una tonalità diversa di bianco. Ecco, questa decisione di marcare e differenziare la parte più antica dalla parte più nuova, più recente, ha comportato un certo confronto tra i tecnici e la soprintendenza. Questo ha rallentato i lavori, per cui in qualche modo per la popolazione sembra che tutto sia fermo. In realtà, ecco, per fortuna le decisioni ormai sono prese, pertanto i lavori potranno riprendere e andare avanti e ora contiamo che fatta la tinteggiatura si possa smontare l'impalcatura e la ditta Trebino potrà poi intervenire per riportare le campane nei campanili, ma è una questione credo di 1 o 2 mesi e poi il lavoro è finito, faremo l'inaugurazione e risentiremo le campane della nostra chiesa. Pensiamo a Pasqua. Pasqua suonano le campane.
Anche quest'anno auguri rinnovati con qualcosa sempre di nuovo. E certo, c'è la volontà di presentare al nostro pubblico qualcosa sempre di nuovo. Chiaramente ci sono dei pezzi che ormai fanno parte della tradizione e li ripetiamo cercando di dare magari anche un movimento diverso, un ritmo diverso, un'espressione diversa. Comunque tanti pezzi sono già stati fatti. Cerchiamo di perfezionare qualcosa, ecco, con semplicità, senza voler strafare. Musica e solidarietà quest'anno a sostegno della chiesa parrocchiale. Ma noi lo facciamo sempre come solidarietà, perché già anche in altre occasioni abbiamo fatto sia per i frati cappuccini, per l'Anfas e adesso per la chiesa, nostra chiesa parrocchiale. È sempre stato anche questo un punto a cui non transigiamo, ecco, lo facciamo sempre, con piacere tra l'altro. Fisarmonica, insomma, la base è la fisarmonica. Fisarmonica si è aggiunto Dillo con l'armonica a bocca, abbiamo Piero con la chitarra, e tutto ritmato, sta molto bene. Nino è favoloso perché ha uno spirito giovanile al 100% e ci mette tutto l'impegno con la fisarmonica, per cui aiuta molto anche nel coro sicuramente. Insomma, il maestro tira fuori il meglio di tutti, o almeno cerca. Adesso, maestro è una parola grossa, si cerca per quello che è possibile di cercare di andare a tempo e di esprimere al massimo anche all'unisono quello che sono le parti più importanti. Gente, le chi Natale, do feuggio in curinò, feisciato generale, o bambin le arrivò. E Natale mangiamo bibi, qui le di tu che tu vin, e la gallina, e contenta bambin, e ole catina, e contenta bambin, e ole catina, carne del porco, mangine poca, quella ne bevi che ti bevi, o vero mio, avanti tutti fuori, e vero cugino, avanti tutti fuori, e vero cugino, ai sergenti che fa mai denti, ai fure che fa mai per, o che mio, se te mi già munge, se ti tornio, se te mi già munge, se ti tornio. A ne impegnà a strapunta al Monte de Pietà, fe debiti nasunta, oppure Zazunè. E Natale mangiamo bibi, qui vestiti tu che tu vin, e l'agnelletto, e il marito vin, e il burrastretto, e il marito vin, e il burrastretto, carne del porco e del mongoscio,
Grazie. Come succede spesso, ho visto in tanti tra voi che la cantacchievate anche voi, così sottovoce.